Amici all'ascolto, buon pomeriggio. Un sole ospite graditissimo accompagna l'ultima giornata dell'edizione numero 106 della Fiera Cavalli, come di consueto presa d'assalto dai visitatori. È ancora presto per stilare un bilancio definitivo, ma sembra proprio che il record dello scorso anno, 109.000 presenze nei 4 giorni, verrà ampiamente battuto. Si stima un aumento di affluenza intorno al 13%, dati confortanti che testimoniano l'interesse che suscitano i cavalli, qui a Verona protagonisti assoluti. Rai Sport continua a seguire quello che fra i tanti eventi agonistici previsti è il più prestigioso, l'unica tappa italiana della Coppa del Mondo di salto ostacoli. Si tratta del massimo circuito internazionale di concorsi al coperto. Oggi, dopo la gara di qualificazione disputata venerdì, 37 binomi, 12 dei quali italiani, si contenderanno i punti per la zona dell'Europa occidentale della World Cup, affrontando una categoria mista che commenteremo con le immagini garantite dall'Esterna 1 di Bologna, guidata dal regista Nazareno Balani. A bordo campo il collega Lorenzo Roata, il contributo tecnico dell'ex campione italiano di questa disciplina Emilio Puricelli. Siamo in attesa del primo binomio in campo, abbiamo la possibilità di offrirvi una visualizzazione grafica di quello che sarà il percorso ideato dal direttore di campo, il tedesco Olaf Pedersen. Velocità 350 metri al minuto, la lunghezza del percorso di 440 metri, il tempo accordato di 76 secondi. Se siamo pronti con la visualizzazione possiamo mandare in onda il grafico che comincia con il muro 1,40 m che raffigura l'Arena di Verona, poi al numero 2 troviamo un largo 1,45 per 1,60 m, poi al 3 un verticale di 1,55 m, quindi un altro largo 1,48 per 1,60 m, un verticale di 1,55 m, piegata per andare ad affrontare la triplice 1,55 per 1,90 m. Il numero 7 è un Oxer a barriere pari 1,50 m e poi al numero 8 troviamo un verticale di 1,60 m. La doppia gabbia numero 9 in ingresso, un largo 1,45 per 1,50 m, l'elemento intermedio è un verticale di 1,50 m, in uscita un Oxer barriere pari 1,50 m per 1,50 m. Quindi il numero 10 un altro dritto 1,60 m, si va verso l'11 1,50 per 1,60 m, un altro Oxer. Al numero 12 troveremo la gabbia. Con le immagini stiamo appunto per scoprire la seconda combinazione. In ingresso un dritto di 1,50 m, in uscita un largo 1,48 per 1,60 m per concludere quella addirittura finale con l'Oxer numero 13 1,50 per 1,60. Le distanze degli elementi che compongono le due combinazioni per quanto riguarda la doppia gabbia fra il primo e il secondo elemento sono 7,70 metri, fra il secondo e il terzo 7,40 metri, e invece per la gabbia 10,90 metri. Subito con Emilio Puricelli alla scoperta delle insidie di questo primo percorso. Vi ricordo che i netti accederanno al barrage, un barrage che prevederà 8 ostacoli per 9 salti. Un percorso difficile, tecnico e anche abbastanza grosso. A sentire i cavalieri più titolati, al loro modo di vedere questo percorso non è grossissimo come altezze, però il materiale è leggero. La partenza è abbastanza facile, come usa Olaf Pedersen, 1-2, una spezzata dove i cavalli possono mettersi un po' sulle gambe, i cavalieri prendono un po' le misure, poi dal 3 in poi invece si comincia subito con una linea molto corta, un po' di respiro per la triplice, l'ox successivo, poi una linea difficilissima con un verticale di tavolo venendo via dall'angolo molto difficile, tavolina bianca, e addirittura la doppia gabbia, e anche la parte finale molto forte, un fosso con il verticale di barriere, il fosso sta dall'altra parte per cui contropiede, e la linea finale con una gabbia che viene via dalla parete un'altra volta contro lo steccato. Direi che qui non devono mai, i cavalieri non devono mai rilassarsi un attimo, tenere fino alla fine, perché anche l'ultimo Oxer a 5 tempi è abbastanza grosso.
37 i binomi impegnati, dovevano essere 38 gli aventi diritto, non si è presentato Giuseppe Bonomi. Vi ricordo che questa è la terza tappa della Coppa del Mondo, zona Europa occidentale. Al comando della classifica c'è l'olandese Wim Schröder con 35 punti, in seconda posizione Meredith Michaels-Beerbaum con 32, poi lo svedese Rolf-Goran Bengtsson e Philippe Leoni con 20 punti. Sono state disputate le tappe di Oslo e di Helsinki. Ora stiamo seguendo quella di Verona, poi avremo Berlino, Ginevra, Londra, Mechelen, Lipsia, Amsterdam, Bordeaux, Vigo, Parigi-Bercy, Sertogenbosch, Göteborg, finale prevista dal 20 al 24 aprile a Las Vegas negli Stati Uniti. Linea a Lorenzo Roata. Sì, buon pomeriggio, soprattutto buona domenica anche a bordo campo qui in attesa dell'inizio della telecronaca. Gruppo di famiglia in un interno da salto ostacoli. C'è il cavalier Vittorio Orlandi che amabilmente si intrattiene con il commissario tecnico della nostra squadra, Duccio Bartalucci. Eccolo qui. Aggiungiamo qualcosa alla perlustrazione che hanno fatto già i colleghi in postazione. Che cosa ti sembra questo gran premio verso l'inizio della gara? Ma è un gran premio di Coppa del Mondo come devono essere a questo livello. Adesso così abbiamo fatto una piccola scommessa col direttore di campo, con Olaf Peterson, e sull'ipotesi di quanti percorsi netti. Io ho detto 6, lui è stato un po' più ottimista, ha detto 8. Vediamo chi dei due indovina il numero giusto. Alba di quadriennio olimpico, ormai si ricomincia dopo. Sì, beh, ma ormai in questo sport pause non ce ne sono mai, ogni anno c'è qualcosa di veramente importante. L'anno prossimo, credo per tutti gli sportivi italiani, dopo 41 anni, 42 anni se non vado errato, torna un campionato d'Europa senior in Italia a San Patrignano, e credo che quello sia l'evento dell'anno per il nostro sport. Primato organizzativo, primato tecnico, sentiremo altre volte Duccio Bartalucci nel corso della nostra telecronaca. Per il momento la linea torna in postazione. Il regista Nazareno Balani ci propone la lista di partenza. Vi ricordo che i binomi scenderanno in campo in ordine inverso rispetto alla classifica occupata nella categoria a tempo che serviva come qualificazione. Dunque per ultimo quello che era stato il migliore venerdì, l'olandese Albert Zoer in sella a Lowina. Puricelli olandesi che stanno andando molto bene e che hanno aspirazioni di vittoria anche in questo Gran Premio. Ricordiamo che Albert Zoer ha siglato la categoria a tempo del venerdì e ieri nel piccolo Gran Premio si è imposto Wim Schröder. Sì, sono i due cavalieri più in forma. Wim Schröder in Coppa del Mondo e Albert Zoer si sta distinguendo in questa tappa di Verona, perché il primo giorno con Lowina ha saltato veramente bene. E questa inquadratura è estremamente opportuna perché vi dà l'idea della fiumana di gente che cerca di raggiungere il padiglione dove è ospitata questa tappa di Coppa del Mondo. Assolutamente difficile circolare per gli stand della fiera, veramente presa d'assedio da un pubblico che è stato invogliato anche dalla bella giornata. Linea ancora a Roata. Sì, davvero al volo, notazione di colore più che di gara Patrese per quel che riguarda la piccola Patrese all'esordio in Coppa del Mondo. Il padre Riccardo, se ci avesse messo tutta quell'agitazione in partenza, è roba da non credere che aveva il sangue freddo di un pilota di Formula 1. È scappato via agitatissimo ed è già credo nascosto in tribuna in attesa proprio della prova di Beatrice Patrese. E infatti Beatrice Patrese, figlia di Riccardo, indimenticato campione di Formula 1, sarà proprio la prima a scendere in campo. Vi dicevo di questa Coppa del Mondo di salto ostacoli che è arrivata ad avere 111 tappe di qualificazione suddivise in 13 leghe che coinvolgono tutti i continenti. La novità è il girone medio orientale che comprende fra l'altro Siria, Giordania, Emirati Arabi Uniti. La storia della Coppa del Mondo in Italia nasce nel 1983 a Milano al Palasport, poi un passaggio di testimone col circolo Brianteo di Birago a causa di una forte nevicata che aveva messo
fuori uso il Palasport. Dal 1995 si è disputata a Casalecchio di Reno per 6 edizioni alle porte di Bologna. Dal 2001 ha trovato la sua, direi, naturale collocazione all'interno della Fiera Cavalli di Verona. Per quanto riguarda la Coppa qui a Verona, negli anni precedenti abbiamo registrato i successi del belga Stani Van Peschen con Ode Pom, poi del brasiliano Rodrigo Pessoa con Lianos e lo scorso anno del tedesco Lars Nyberg in sella a Loreana. Rappresentate qui a Verona 18 nazioni: Australia, Belgio, Brasile, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Messico, Norvegia, Olanda, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera e naturalmente Italia. È quasi tutto pronto per accogliere in campo il primo binomio. Beatrice Patrese dovrebbe profilarsi all'orizzonte. 2 minuti all'inizio della prova. E per Beatrice Patrese oggi è un test duro, severo, anche per il fatto di entrare per prima in campo senza aver visto nessuno sulle linee. Per lei sarà ancora più difficile. La vediamo che è pronta, speriamo che stia tranquilla, che i primi 2 salti la mettano bene, concentrata nel percorso. Ci siamo. Senza punti di riferimento dunque la giovane Beatrice Patrese, che è accolta da un grande applauso anche perché è di queste parti e dunque ci saranno tanti amici in tribuna. Beh, poi è giusto incoraggiare un giovane che entra dentro in una gara così difficile. Allora, l'esame più importante della per ora breve, speriamo lusinghiera carriera di Beatrice, che è nata il 25 aprile dell'85 proprio qui a Verona. Dunque per lei il battesimo di Coppa del Mondo, come ricorda lo speaker ufficiale Umberto Martuscelli. Si tratta del primo Gran Premio della sua carriera ed ora le tribune si sono via via riempite. Il richiamo della Coppa del Mondo è stato forte e dunque seguiamo il primo dei 37 percorsi. Apre Beatrice Patrese, chiuderà l'olandese Albert Zoer. Vorrei chiedere a Puricelli anche il suo pronostico sui netti che potremo seguire. Ma penso di concordare con quello di Duccio Bartalucci. 6 potrebbe essere il numero giusto. Primo giorno abbiamo avuto 14 netti, oggi è un'altra cosa. Cominciato con il piede giusto, va ad affrontare questo verticale su cancello e barriere. Ora piegata mano destra per affrontare la triplice in bianco e rosso, bene anche qui. Beatrice monta Phoenix de Roll, sei il francese di 11 anni. Arriva il primo errore. Il pubblico applaude, probabilmente pensava che fosse finito il percorso, così non è. Superato il verticale di barriere sul fosso, sono 8 le penalità. Un'occhiata anche al cronometro, vi ricordo che il tempo accordato è di 76 secondi, ci sarà probabilmente un'infrazione per Beatrice. 79 e 18, in effetti c'è un punto di penalizzazione, 9, ma direi al di là di ogni più rosea aspettativa, veramente da incorniciare questo percorso per una debuttante a questi livelli. 2 errori agli ostacoli, una penalità per aver superato il tempo accordato. Sì, un bel percorso, è andato abbastanza bene. Direi che gli manca proprio un po' l'esperienza e un po' più di, come posso dire, non cattiveria ma un po' più di decisione, dove ha commesso i 2 errori. Linea Roata. E eccoci col cavallo riottoso di Alessia Marioni che ci complica un po' la vita al momento di raggiungere una Beatrice Patrese almeno raggiante. Ci avresti messo la firma in partenza?
un percorso così come montato, sì, sono contenta. Il pubblico che si mette a applaudire, ti hanno creato un po' di problemi, ma bene tutto. Sì, qua sull'ostacolo il verticale Mercurio, perché anche la cavalla pensava di aver finito e invece no, c'era ancora da fare. Gran battesimo, insomma. Sì, sono molto contenta. Linea impostazione. Ecco, anche i complimenti al volo di Duccio Bartalucci, che ha stretto la mano, dicevo, proprio ad una felicissima patrese. Anche il papà, anche Riccardo al volo qui. A posto, in linea che torna in postazione. Da una Mazzone all'altra, sempre per l'Italia, Alessia Marioni monta Ascol Sweet Dream, una femmina di origine belga. Alessia Marioni è stata campionessa italiana, si è aggiudicata gli assoluti in sella al Fido Maradona Van den Helle. Anche Alessia è veneta. Si avvicina alla triplice, conta i tempi di galoppo per arrivare nel migliore dei modi su questo ostacolo che è superato senza affanni. Parte intermedia del tracciato, arriva il primo errore, superato invece questo largo e siamo a 8. Verticale di barriere sul fosso, un pizzico di fortuna qui. È arrivato anche il terzo errore, il quarto sulla combinazione e conclude in 76 e 84 con 16 penalità. Emilio, è un percorso duro, però possiamo dire che forse il diavolo non è così brutto come lo si dipinge, non è impossibile. No, no, assolutamente. Adesso abbiamo visto due percorsi, una debuttante e una Alessia Marioni che sta cercando l'insieme con questa cavalla. Linea Roata. Stai cercando il miglior feeling col tuo cavallo, Alessia? Cioè, sono un po' lontana dal raggiungimento forse. Vabbè, no. Sono stati tutti errori, secondo me, un po' metto troppo in mani, quando arriva un po' vicina è questione di imparare un po' a montarla proprio. Amazzone valente, ma poi è una sagoma, lei è sempre spietata con se stessa, col sorriso sulle labbra. Di nuovo in postazione. Vediamo se l'esperienza del belga Ludo Philipp Paerts ci regalerà il primo netto del pomeriggio. Monta Kira terza, una femmina di 9 anni di origine tedesca, è un Holsteiner. Ludo Philipp Paerts, classe 1963, ha partecipato ai giochi di Barcellona, di Atlanta, di Sydney e poi anche a quelli di Atene. Quinto individuale in sella a Parco, cavaliere di consolidata esperienza che ha disputato tantissime finali di Coppa del Mondo. Caratteristico anche il mantello di Kira, la bicanata. Hai notato, Puricelli, una strategia diversa dopo questi primi 3 percorsi? Nel percorso di Ludo? No, vedo che sta già pensando un po' al tempo e che affronta tutto con una facilità e un'esperienza diversa. Non ha problemi, gira all'interno, anche per la triplice è venuto facile qui all'interno, invece le due ragazze prima si portavano in su perché è un ostacolo largo, per cui vedi la differenza di esperienza. E comunque è già arrivato il primo errore, le 4 penalità per Ludo Philipp Paerts, va ad affrontare l'ultimo Oxer. 4 penalità nel tempo di 71 e 77 e per il momento è il migliore. E lui sapeva che con un errore poi conta il tempo per la classifica e per i punti di Coppa del Mondo. Ha previsto anche lui allora non tanti netti e nel caso dell'errore doveva essere abbastanza veloce.
Il regista Balani ci ripropone una fase rallentata del percorso di Ludo Philipp Aerts, ma è già pronto per la Svizzera. Christophe Barbeau monta Chatwin, un castrone di 11 anni, anche lui di origine tedesca, è un Holsteiner. Cavaliere abbastanza fortunato, Claudio, questo Christophe Barbeau. Dopo la sua cavalla buona Shirley Quinn, che è ancora in attività e ancora in forma, ha già un altro cavallo di Coppa del Mondo pronto, cavallo che quest'anno ha già fatto qualche Coppa delle Nazioni del Tour Samsung, per cui conta già su 2 cavalli ed è un vantaggio non indifferente. Fra l'altro mi pare che oggi sia il suo compleanno. Lui è nato il 7 novembre del 1965 e dunque vediamo se festeggerà nel migliore dei modi i suoi 39 anni. Direi che i problemi del tracciato cominciano adesso. Fino alla triplice è un percorso abbastanza abbordabile, superate anche le tavole. Esce indenne, anche se con molta fortuna, dalla doppia gabbia. Verticale di barriere sul fosso, numero 10. Abbastanza veloce il suo ritmo. E arriva il primo netto del pomeriggio. Christophe Barbeau, Svizzera, 75,48, dunque si qualifica per quello che al momento è solo un eventuale barrage. Primo netto della giornata e vedete le felicitazioni di Christophe Barbeau al suo Chatwin, che si è comportato davvero bene. Intanto accolto da un autentico boato il 5 volte campione italiano Roberto Arioldi. Nella circostanza monta Loro Piana Lemato, che è un cavallo intero di 11 anni, di origine olandese. Nella categoria a tempo del venerdì e anche ieri nel piccolo Gran Premio Roberto ha montato Aramis, il grigio. Si affida a Lemato per questo impegno molto importante. Per lui 5 titoli ottenuti con Rosa, 3 con Loro Piana Paprika della Loggia, poi con Dim de la Cour. Cavaliere che non lascia mai nulla di intentato, il monzese. Stimato un po' da tutti nell'ambiente proprio per le sue caratteristiche di grande combattente. Possiamo dire, Puricelli, che comunque Arioldi ci mette sempre un po' del suo. Oggi ci mette tanto del suo, perché anche per Lemato oggi è una gara dura. Le tavole, lungo, e qui bisogna fare un applauso. Roberto è uscito proprio dalle sabbie mobili in quella combinazione, e guarda che ha girato dentro per il tempo, è veramente forte Roberto. Vediamo che sono già 4 le penalità, sarebbe comunque un buon percorso, ma ci sono ancora delle insidie uscite da affrontare. C'è errore alla gabbia e tiene sotto pressione il suo Lemato. Roberto Arioldi conclude con 12 penalità nel tempo di 73,80. Probabilmente più di così non si poteva davvero fare. Linea a Lorenzo Roata con il pluricampione italiano.
Sì, eccoci con Roberto Arioldi che si dirige verso la nostra postazione mobile. Probabilmente non è contento Arioldi. No, il primo errore non ci doveva essere e lì poi ho cercato di mettere un po' più sulla velocità e sono venuti purtroppo gli ultimi due. Grazie ad Arioldi. Dunque ultimi due errori figli dei rischi che ha preso Roberto per tenere sotto pressione il suo Lemato, e ora tocca a Marcela Lobo per il Messico. Monta Joskin, che è un castrone di 13 anni di origine olandese, una graziosa amazzone messicana. Si presenta con questo grigio che monta da diverso tempo, ha già superato il muro che raffigura l'Arena di Verona. Marcela Lobo ha partecipato agli ultimi giochi olimpici ad Atene proprio con questo cavallo. L'istruttore di Marcela Lobo, ricordiamo, è Massimo Maggiore, che è un istruttore italiano. 8 penalità. Per ora unico netto quello dello svizzero Christophe Barbeau. Errore anche al verticale sul fondo. Certamente non è un percorso da ricordare quello dell'amazzone messicana, che non può ovviamente aspirare a entrare in barrage. Sono 16 le penalità nel tempo di 73 e 36. Un po' fretta di finire, affronta il percorso forse con un po' troppo ritmo, e invece ci vuole un po' più di calma e assicurarsi un po' di più il salto. A parte il verticale giallo in mezzo a doppia gabbia, che è veramente una difficoltà tecnica, una barriera gialla così la rispettano pochissimi cavalli, poi nella doppia gabbia, per il resto ha avuto un po' di fretta. Il regista Balani ci ha offerto la visualizzazione della classifica provvisoria con al comando Christophe Barbeau. Applausi per Vincenzo Chimirri, che monta Ascol Rosa, una femmina Français di 13 anni con cui italiana, italiana, scusami, è vero, con cui ha un affiatamento eccezionale, binomio già campione italiano. Vincenzo Chimirri è uno dei 4 alfieri azzurri all'Olimpiade di Atene. Scusa se ti ho corretto, ma di cari No, italiani buoni ne abbiamo pochi. Uno che c'è, dobbiamo dire. Superata all'Arena. Cavaliere di origine calabrese. Vedremo all'opera anche il cugino Bruno con l'Anknet. Critico del percorso, si lancia con la doppia gabbia benissimo. Adesso potrebbe anche rallentare un po' perché è buono nel tempo e il quarto finale potrebbe stare un po' più tranquillo. Difficoltà all'uscita di questa combinazione. Eh sì, 75-05 il tempo, è il netto per Vincenzo Chimirri, Ascol Rosa. Dunque buone notizie per l'allevamento italiano, sottolineiamo ancora una volta. Vincenzo Chimirri si qualifica per il barrage, che ora non è più eventuale, ci sarà già qualificati lo svizzero Christophe Barbeau, e per l'Italia abbiamo appena visto Vincenzo Chimirri molto felice
il cavaliere italiano, e serve naturalmente per stimolare l'entusiasmo del pubblico questo accesso al barrage. Linea Roata. Vincenzo, allora stai facendo festa insieme ad Alessia Marioni. Sì, ancora è dura e lunga ancora. Speriamo bene anche nel barrage per una cavalla in forma. Gran momento. Grazie. Ciao. Vincenzo è un fenomeno. No, ma veramente, Vincenzo è un talento. Questa è una cavalla buonissima, perché dobbiamo dire che è italiana, che è buonissima e tutto, però è una cavalla che ha un atteggiamento particolare, non ha tutte quelle qualità di un campione. Oggi Vincenzo l'ha montata come se fosse una campionessa e non ha sbagliato niente. Fra l'altro Vincenzo Chimirri è anche un ragazzo, direi quasi timido nella sua educazione, nella sua Molto educato, compostezza, e ci fa particolarmente piacere sapere che entrerà nell'elite di questo Gran Premio di Coppa del Mondo. Ora per la Gran Bretagna abbiamo già visto il primo errore per Richard Davenport con la guina, una femmina di 9 anni tedesca, Oldenburg. Per ora qualificati uno svizzero Christophe Barbeau, un italiano Vincenzo Chimirri. Superata la triplice da Davenport, che ha partecipato ai campionati europei di Donaueschingen. Buona la sua carriera anche nella categoria degli Young Riders, campione europeo con la squadra nel 2001. Arriva in fondo il secondo errore per Richard Davenport, che chiude con 8 nel tempo più di il tempo, 77,40, che è molto alto, dunque non è 77 il tempo massimo. il tempo massimo accordato è 76, però probabilmente c'è stato un aggiustamento da parte di Olaf Pedersen che non ci è stato comunicato. Rimangono 8 le penalità per Richard Davenport. Cerchiamo di scoprire se il direttore di campo ha concesso ai vari binomi qualche secondo in più. Questo può accadere. Sì, dopo i primi 3 cavalli la giuria può decidere di allargare il tempo, visto magari che i primi 3 cavalli hanno fatto vedere appunto che il tempo è troppo corto. Ma penso che la correzione rispetto a quanto comunicato in mattinata sia venuta prima dell'inizio della forse gara, hai ragione, perché sì, non ho sentito un annuncio. Di solito queste cose magari hanno dato a noi puntualmente. 76, poi invece sono già partiti con 78, perché Patrese, il Beati di Patrese c'ha 79 e ha una 30 per il tempo. Ora per l'Italia Alberto Cocconi monta Esiris Disigny. Il tempo accordato è di 79 secondi. 79, chi supererà il minuto e 19 secondi correrà un'infrazione di tempo. Potrebbe anche essere fatale, perché dato i netti al barrage con una penalità si sarebbe fuori. Intanto dobbiamo dire che Alberto Cocconi si sta comportando molto bene, arriva solo nel finale del percorso sul primo errore, bene anche sulla gabbia. Superato l'ultimo Oxer, da applausi il percorso di Alberto Cocconi, che dispensa carezze a Esiris Disigny. Bravo Alberto, ha fatto un bel giro, ma anche lui ha avuto un po' di fretta per finire. Quell'Oxer doveva aspettare, assicurarselo un po' di più e non solo andare verso il salto. Peccato, perché poteva andare al barrage. Eccolo lì, infatti c'è l'errore posteriore, la cala non fa in tempo a girare
la schiena. Sì, ricordiamo sempre Puricelli che è molto facile esprimere giudizi dietro un tavolo, poi tu sei stato cavaliere di grande livello e sai che in effetti in campo le cose sono difficili. Direi che il percorso di Cocconi è comunque da applausi e lo sentiamo al microfono di Lorenzo Roata. Il grande rimpianto di Cocconi, percorso comunque da applausi. Però troppa fretta di finire, la cala saltava bene, se stavo più tranquillo oggi era impossibile fare errore. È proprio il grande rimpianto, è arrabbiato, non si è capace. E comunque Emilio aveva visto giusto, troppa voglia di finire, di andare in corso incontro a un netto che poi non c'è stato, però Alberto Cocconi esce a testa alta da questo Gran Premio di Coppa del Mondo e indirettamente ha fatto un gran complimento alla sua Esiris Designy, che questa sì è una Selle Française di 12 anni, e ha detto Cocconi: oggi era assolutamente impossibile fare errore. Un bel complimento per la sua saltatrice, mentre è già in campo per la Finlandia Sebastian Numminen, monta Sails Away. E questo cavaliere ha una storia particolare perché qualche tempo fa ha avuto un incidente d'auto veramente spaventoso, addirittura si temeva che non potesse più camminare e invece i medici hanno operato un piccolo grande miracolo ed eccolo qua a gareggiare in Coppa del Mondo, il cavaliere finlandese che è tornato alla vita normale e anche all'attività agonistica, e dunque dopo quello che ha passato l'errore alla triplice è ben poca cosa. Ma io volevo tornare un attimo a Alberto Cocconi, che è un bravissimo ragazzo e un buon cavaliere, e anche lui tra l'altro quest'anno è stato un po' sfortunato perché ha avuto dei problemi alla schiena parecchio per tanto tempo, e con questa cala non ha potuto avere una continuità. Già l'anno scorso aveva fatto vedere di andare molto bene, per cui mi spiace per quell'errore perché si meritava una soddisfazione Alberto. Fase conclusiva del percorso per il cavaliere finlandese che ha già 12 penalità, lontano dunque dall'idea di poter accedere al barrage. Ancora un ostacolo, l'ultimo largo, c'è errore anche qui e dunque sono 16 nel tempo di 79,04, una piccola infrazione, diventano 17 le penalità per Sebastian Numminen per la Finlandia. E prima di cominciare il collegamento, intanto Nazareno Balani ci ripropone gli errori del binomio che abbiamo appena visto. Vi dicevo, prima di iniziare il collegamento avevamo visto le tribune vuote e ci eravamo interrogati sul motivo di questa scarsa affluenza di pubblico. È soltanto un pubblico che è arrivato all'ultimo momento in ritardo, perché ora le tribune sono letteralmente gremite, dunque è un bel colpo d'occhio per questa tappa veronese, unica tappa italiana di Coppa del Mondo. No, ci voleva che la gente venisse a vedere questa gara importante e poi soprattutto per sostenere i nostri, perché insomma abbiamo bisogno anche un po' del pubblico che carica un po' i cavalieri. In campo per la Spagna Ruth for Latam monta Galoubet Mondin, che è una femmina francese di 10 anni, un cavaliere, Puricelli, che a te non dispiace affatto. Ma lo conosco da tanti anni, so che è un cavaliere forte, come ho già avuto modo di dire, è un cavaliere che non ha mai incontrato veramente un cavallo all'altezza della situazione, per far vedere quante qualità abbia come cavaliere internazionale Rafi Latam. Parliamo anche di finimenti qualche volta, Puricelli. A cosa serve il cuffino che porta Galoubet Mondin? Ma normalmente sono cavalli un po' nevrili come questa cavalla, e a volte qualcuno mette anche un po' di cotone nelle orecchie dei cavalli per tenerli più tranquilli. Il cuffino aiuta ad attutire un po' i rumori, è una cavalla un po' calda, bisogna rimanere concentrata. E poi lui è un cavaliere che invece la briglia, porta un morso e filetto, gli piacciono un po' le imboccature, vuole il controllo del cavallo. Un controllo che comunque mi pare ci sia da queste prime battute, anche se c'è stato un avvicinamento al verticale in bianco e nero un pochino troppo affrettato, era ardente. E lì la distanza è molto corta e lì ha fatto un po' fatica Claudio. La parte conclusiva del percorso è di solito per questi cavalli caldi la parte più difficile, riuscire a rimetterli concentrati
controllarli bene per la parte finale. Dopo che magari hanno smaltito il gas iniziale. Però si caricano della fatica e si scaldano, diciamo, di più. più di testa che di altro, ecco. Bene anche sulla gabbia, ancora netto il percorso di Rutherford Latham. Abbiamo il terzo netto del pomeriggio, 78,29 anche nel tempo. Dunque Galoubet Mondin ha trovato l'affiatamento perfetto con il proprio interprete e questa volta il regista Nazareno Balani non può proporre errori perché non ce ne sono, ma è splendida questa immagine. Vediamo anche l'ultimo largo superato dal cavaliere spagnolo. Dunque per ora qualificati al barrage Christophe Barbeau per la Svizzera, Vincenzo Chimirri per l'Italia e ora per la Spagna Rutherford Latham. Anche dal punto di vista geografico abbiamo una divisione di meriti e questo è a tutto vantaggio dello spettacolo. Per ora qualificati un italiano, uno svizzero e uno spagnolo. E nel rettangolino vedete proprio la classifica con Vincenzo Chimirri, che oltretutto è stato il più veloce in sella ad Ascol Rosa, 75,05. Soltanto Chimirri e Christophe Barbeau sarebbero rientrati nel tempo accordato inizialmente da Olaf Pedersen. Tutti gli altri poi hanno superato i 78 secondi. Vi ricordo che ora il tempo concesso è di 79 secondi, ma torniamo alla gara perché è in campo un altro italiano. Si tratta di Cristian Pizzianti che monta Costelli e un altro cavallo di origine tedesca. Come ha saltato venerdì nella categoria a tempo Puricelli Pizzianti? Non male, anche perché non è un cavallo che conosce benissimo, però oggi anche per lui è un test difficile. Cavallo che ha una tecnica un po' particolare, lo deve tenere un po' lontano dai salti, controllarlo molto bene. Questa per lui è una grossa difficoltà e commette l'errore, troppo vicino all'ingresso della doppia gara. Punta verso il verticale sul fosso, 10, bene. È un ostacolo da non sottovalutare il 10. No, soprattutto perché il blu, il fosso blu è dall'altra parte contropiede, per cui i cavalli se guardano un po' lì perdono la concentrazione sull'ultima barriera e possono commettere l'errore. Non ne commette altri però Cristian Pizzianti, che conclude onorevolmente con 8 penalità nel tempo di 77,84. Vi ho detto in precedenza che la finale della Coppa del Mondo è prevista dal 20 al 24 aprile a Las Vegas negli Stati Uniti. Las Vegas che ha già ospitato la finale di Coppa del Mondo. Nel 2004 la World Cup ha avuto il suo episodio conclusivo proprio a Milano al Forum di Assago. La vittoria di Bruno Bruxol con Dylan Dessef, primo sigillo di una superpotenza in campo equestre come la Francia in questa manifestazione, grazie a Bruno Bruxol, che non può difendere il suo titolo per l'infortunio che è toccato al suo saltatore proprio all'Olimpiade di Atene. In seconda posizione poi squalificata Meredith Michaels Berbaum con Shutterfly, quindi Marcus Fuchs con Tinkas Boy. Al quinto posto Juan Carlos Garcia e Albin, che vedremo impegnati fra poco. Per l'Australia intanto Edwina Alexander che monta VDL Group Rolex. Edwina Alexander che avrà naturalmente fatto tesoro dei consigli di Jan Tops. Prime 4 penalità. Las Vegas già sede della finale di Coppa del Mondo nel 2000, vittoria per Rodrigo Pessoa Balubé Durouet.
e poi nel 2003 il timbro di Marcus Henning, Germania, con Anka. Un errore banale fin qui. Ma è un errore dell'Amazzone, perché sono 4 tempi corti, lei ha ripreso troppo e alla fine si è trovata lontana dal verticale numero 4 e qui ha esagerato un po' in avanti. Ci sta comunque l'errore sull'elemento di uscita della gabbia, poi percorso compromesso per l'errore sull'ultimo largo, 12 penalità nel tempo di 74,54 per Edwina Alexander. Comunque non male questo cavallotto dell'Amazzone australiana, è un cavallo bravo che se l'è portata fino in fondo, perché lei ha organizzato il percorso non proprio, direi, in modo 100% professionale, ha azzardato un paio di distanze e questo cavallo non ha cambiato l'espressione su nessun salto. Quindi intravedi potenzialità in Grop Rolex, che è un castrone di 10 anni di origine belga. Adesso tocca per la Norvegia a Kirsti Svaboe, che monta Jiminy, una femmina di 12 anni. Sono tanti i cavalli tedeschi in giro per il mondo. Jiminy è Holsteiner, ha già commesso il suo primo errore. Qualificazione ottenuta per Christophe Barbeau, Svizzera, Vincenzo Chimirri, Italia, Rutherford Latham, Spagna. Alla luce di questi trennetti, vuoi correggere, Puricelli, la tua previsione? Potrebbero essere più di 6. Penso di sì a questo Ti è punto. concesso. Però non lo so, vediamo. Logicamente l'occhio del direttore di campo, che gira tutti i campi più importanti e conosce le prestazioni quasi giornaliere di tutti i cavalli, è un vantaggio per lui. Pedersen si è sbilanciato e ha detto 8. Per cui non bisognava andargli contro. Noi lo vediamo forse un po' più difficile di quello che è, come hai detto tu, il percorso non è così un mostro. Ludo Filippazzi mi ha detto che il percorso è tecnico, leggero, ma non è molto grosso, per cui chi gira a questo livello ha una visione più precisa di quanto c'è sul campo, di quanto può succedere. Possiamo dire che il direttore di campo ha insistito più sulla tecnica, sulle distanze fra un ostacolo e l'altro, che non sulle dimensioni degli ostacoli stessi. Intanto Esatto. 12 penalità per Kirsti Svaboe. Hai detto bene, Claudio, proprio così. Sono diverse le Amazzoni impegnate oggi, abbiamo già visto per l'Italia Beatrice Patrese, Alessia Marioni, poi Marcela Lobo, quindi Edwina Alexander, ed ora tocca a Ionella Ligresti, che monta l'Oro Piana Imperium, che è un'altra tedesca di 10 anni. Allevamento infinito quello dei tedeschi. Enorme, enorme bacino di cavalli, e anche noi dobbiamo andare a attingere lì se vogliamo dei cavalli di questo livello. Però senza dimenticare che è importante incentivare anche il nostro. Sicuramente, ma sicuramente adesso stanno allevando meglio, con le genealogie, con ottime fattrici, con i migliori stalloni, per cui speriamo di poter contare anche sui nostri cavalli. Non comincia bene Ionella, c'è questa riottosità, questa indecisione. Tutti hanno messo 6 tempi per andare dall'1 al 2, oppure 7 ma riprendendo subito. Lei è andata dritta, poi ha ripreso e lì non poteva più saltare la cavalla. Cerca di riprendere la giusta rotta di crociera. Amazzone italiana, superato il verticale di barriere in bianco e grigio. Anche la colorazione dei vari ostacoli influisce sul grado di difficoltà. Certamente, come dicevamo prima, il verticale giallo della doppia gabbia è una difficoltà. Se lì era solo una barriera bianca e verde cambiava, i cavalli la saltano molto meglio. Ha giocato anche sui colori. Poi ci sono alcuni ostacoli addirittura trasparenti, palpabili.
questo è l'indirizzo tecnico dei concorsi ippici, perché sopra l'1,60 mi sembra che non si possa andare. E quindi la differenza si fa proprio anche sui materiali, che sono destinati a cadere, diciamo, al minimo urto. E peccato davvero, perché Ionella Ligresti ha poi portato a casa un percorso buono, seppure macchiato da un'infrazione di tempo 89-19, sono 7 le penalità, però peccato per quel inizio che il regista Balani ci ripropone, davvero un'indecisione. Sentiamo che cosa è successo da Lorenzo Roata. Sì, stanno andando proprio le immagini del tuo sbaglio all'inizio, mentre... Me la sono sentita mancare di posteriore, che peccato, sono proprio dispiaciutissima. Se ne va, ho sentito che il cavallo scappava di posteriore. Ma in effetti poi per il resto... Diciamo che è stata molto brava, perché nonostante il rifiuto ha ricominciato il percorso dal numero 2 con la giusta concentrazione e poi ha fatto molto bene. Beh, Verona insieme a Venezia è una delle città più romantiche d'Italia, e salutiamo un'altra presenza femminile, si tratta di Katharina Hoffel per la Germania, monta Ginster Noir. Abbiamo ripetuto un miliardo di volte che l'equitazione è una delle poche discipline dove uomini e donne gareggiano assolutamente alla pari. Molto spesso alla potenza, alla determinazione, alla grinta dei maschi le amazzoni contrappongono doti di sensibilità, anche se tante di loro hanno grinta da vendere. Sicuramente molte amazzoni hanno veramente la decisione, la volontà di fare la gara, di condurre il cavallo fino all'ultimo, di non mollare mai. Questa Ricordiamo è per esempio Burucelli, intanto c'è l'errore, amazzoni come Leslie McNaught Manley, come la stessa Meredith Michaels Berbaum, tutte le americane. Poi vorrei citare anche Heidi Robbiani, ti ricordi, con Jessica? Fantastica Heidi, fortissima. E poi da aggiungere le amazzoni terribili, l'ondata nuova rappresentata dalle amazzoni che vengono dalla Svezia. E anche lì sono più le donne degli uomini che montano e sono fortissime. Intanto 4 penalità per Katharina Hoffel, che zitta zitta ha portato a casa un percorso più che dignitoso, un solo errore sugli ostacoli. E adesso Natale Chiaudani, ancora Italia, monta Illinois. Illinois è un cavallo di 12 anni con il quale Natale Chiaudani cerca di rinvigorire i fasti del percorso ottenuto con Rheingold Luynes, che è stato uno dei suoi migliori cavalli. Cavaliere piemontese di Tortona. Ha saltato bene venerdì, un solo errore perché cercava un po' il tempo nella gara. Questo è un cavallo un po' difficile in una gara di velocità, un cavallo abbastanza potente, si è già piazzato in qualche gran premio. Sbaglio, gareggia senza occhiali Natale oggi. Ma gli occhiali soliti sono quelli da sole. Sì, è vero. Oggi forse non ci stavano, anche se fuori c'è un po' di sole. Ma non sono occhiali da vista quelli che porta di nuovo. Allora ci vede bene il cavaliere piemontese, vede bene la triplice bianco e rosso che è superata. Intanto il direttore di campo Olaf Pedersen è proprio qui accanto a noi e sta coccolando la sua figliola bionda. Questo è un salto Al difficile. termine di questo percorso forse dedicheremo un'inquadratura allo chef de piste, ma seguiamo ancora Illinois e Natale Chiaudani che vanno a superare l'insidia del verticale sul fosso. Per ora è netto il percorso. Bene, ultimi salti per il binomio italiano, fin qui impeccabile. Un'occhiata anche al tempo, siamo già a 71 secondi, deve pigiare sull'acceleratore Chiaudani, 75 secondi e no! Proprio l'errore sull'ultimo ostacolo, 77,55.
e il tabellone elettronico segnala percorso netto, però così non è. Abbiamo visto l'errore sull'ultimo ostacolo, ci sono comunque carezze per Illinois, si toglie il cap Chiaudani che merita l'applauso, però in questo momento starà mordendo le mani perché era davvero un percorso da incorniciare. È venuto avanti un po' troppo veloce per avvicinarsi all'ultimo, doveva aspettare un attimo. Linea Roata. Sì, l'illusione è durata un attimo, Chiaudani, il tabellone ha continuato a metterlo 0, ma non è così. Un po' di fortuna sulla gabbia, il penultimo salto, e l'ho ripagata sull'ultimo. Sono molto contento, è il primo percorso di questo genere che fa il cavallo e mi sembra che abbia risposto egregiamente. Veramente Grazie, carina la Chiaudani. signorina Pedersen, e Olaf in duplice versione, amorevole nei confronti della bambina bionda e sempre attento a quanto succede in campo. È lui l'ideatore di questi percorsi, ma attenzione perché è già entrato in campo per la Francia Michel Robert, monta Gallet d'Uzet, 10 anni, c'est français. Michel Robert, uno dei miti di questa disciplina, con un palmarès davvero notevole. C'è l'errore ieri, secondo posto nel piccolo Gran Premio, uno dei due a ottenere il netto al secondo giro. Vittoria per Wim Schröder, Olanda. Ha commesso un errore Claudio ancora una volta, penso, perché lui è talmente perfetto, preciso e immobile lì che si affida al salto del suo cavallo, che invece purtroppo il cavallo ha fatto un errore. Era rientrato con l'equilibrio, guarda quando lui salta come il cavallo sta scendendo, lui rientra già, adesso vabbè, forse sta esagerando un po' per recuperare sul tempo. E ancora una volta però lì il cavallo ha abbassato un po' il posteriore, ma lui è talmente insieme al cavallo, talmente in equilibrio, adesso si ritira. Si ritira Michel Robert, personaggio indiscutibilmente valido in questo settore, che ha delle teorie, delle convinzioni ben precise e le difende a spada tratta. Personaggio talvolta anche scomodo, che recentemente ha scritto un libro e il regista Nazareno Balani ci propone uno degli errori. Lì doveva proprio aiutare un po' di più invece che lasciare saltare il cavallo, ma Michel è così, lui vuole rimanere lì nella posizione e delle sue convinzioni, come dici tu. La chioma bionda raccolta, la francese Eugénie Angot monta Sical du Thais. Possiamo dire che si tratta di uno dei binomi esplosi recentemente, li abbiamo visti all'opera nel Gran Premio Roma a Piazza di Siena, e questo è un binomio che ha già fatto bene in tappe di Coppa del Mondo. Ma la sua storia in Coppa del Mondo inizia quest'anno, quando la Coppa del Mondo nella passata edizione è ricominciata al mese di febbraio. Fino allora praticamente in Coppa del Mondo non la conosceva nessuno, ne ha vinta una, ha piazzato in un'altra, ha preso ancora un po' di punti e alla fine è arrivata a Milano in grande forma e ha fatto anche lì un bel numero. Poi il Gran Premio Roma alla grande. Tra l'altro sembra un mazzo molto estroversa, molto sensibile al calore del pubblico, non rinuncia mai a concedere spettacolo quando è il caso. E soprattutto è molto brava, monta molto bene, ma sotto una cavalla abbastanza speciale. Su questa triple ha girato distanza lunga in avanti e la cavalla salta senza problemi. Questo è un particolare fondamentale. Una cavalla che non ha una morfologia impressionante. No, hai ragione, non è proprio taglia... costruita rotonda come si vorrebbe, perché è un po' alta con la testa, così. Salta anche un po' dritta davanti, però ha una qualità di leggerezza e di rispetto del salto che suppliscono a... Ti ricorda qualche femmina minuta, intanto c'è l'errore, però dotata di grandissima elevazione. 4 penalità per Eugénie Angot, che deve rinunciare al barrage. Ma è un po' sul modello delle cavalle, anche se questa è un po' più grande, delle cavalle di Gianni Govoni, no? A Las Vegas, e anche con
senza togliere niente a Las Vegas e a Gianni che sono nel mio cuore, però questa fa vedere di avere un pochino più di margine. Applausi per Juan Carlos Garcia, monta Albin. Juan Carlos Garcia, campione italiano, cavaliere nato in Colombia, Bogotà, ha ottenuto la cittadinanza italiana. Intanto c'è il solito siparietto che riguarda Eugénie Angot, perché Sigaldo Italis non voleva uscire, questa volta ha messo giudizio e non ci sono stati problemi. Juan Carlos Garcia e Albin che continuano la loro meravigliosa avventura, hanno fatto sognare a lungo gli appassionati italiani alle Olimpiadi di Atene, guidando la classifica individuale a lungo. Hanno ottenuto il quinto posto nella finale di Coppa del Mondo a Milano, miglior risultato a pari merito con l'impresa messa a segno anni addietro da Giorgio Nuti. Per Juan Carlos Garcia si apre una nuova pagina della sua carriera, avendo sciolto il rapporto con l'antica scuderia. Ora lavorerà a Bologna presso il gruppo Emiliano Sport Equestri, il Gese. Vediamo se Albin sarà riuscito a eliminare le scorie di una stagione davvero intensa. Sembra che sia abbastanza pimpante, è uscito bene dalla doppia gabbia. Ora il verticale di barriere sul fosso, molto composti anche qui. Poi un intervento per affrontare questo largo, il brusio del pubblico. E qui è un po' in difficoltà, il cavallo è disunito, gli ha preso il trotto, è troppo vicino all'ingresso. Sì, 76,40, è anche molto veloce Juan Carlos Garcia e Albin. E lì ha fatto una la doppia differenza, veramente affiatata, che ha saputo uscire da un momento di difficoltà che certamente è stato intuito immediatamente dal nostro opinionista Emilio Puricelli, ma anche il pubblico lo aveva sottolineato con un brusio. Però la differenza l'ha fatta ormai la sicurezza di Juan Carlos che ha nel suo cavallo. Linea Roata. Sì, Juan Carlos un grande netto nonostante il passaggio a vuoto nel finale. Sì, l'ultimo passaggio mi ha trottato, una cosa un po' tipica sua. Quando devo collegarlo lui si mette al trotto. Le altre onde insomma una trottatrice. Al volo Bartolucci è stato bravo, cosa le sta dicendo? Sì, no, molto, ma è tutta una stagione fantastica e sono veramente contento per lui. Ecco, ogni volta che c'è un azzurro in campo c'è sempre Duccio Bartolucci che ogni volta inizia la prova con uno sguardo e poi conclude giudicando e dicendo che cosa si è fatto bene e che cosa si è fatto male. In campo per la Gran Bretagna Robert Whittaker, monta Nicolette, figlio d'arte. Ricordiamo che a lungo l'Inghilterra si è affidata agli esteri, alla qualità di John e Michael Whittaker, di Nick Skelton. Ora ha trovato in Robert un ideale continuatore. Parlavamo del sangue di Albin, può essere importante avere sangue di trottatore nelle vene? Ma ci sono stati tanti casi, Claudio. Se non ricordo male anche Japelou, la mamma era una trottatrice, per cui danno il posteriore i trottatori, no? La spinta, che però a volte ti mettono in difficoltà, come in questo caso, perché Albin fa un po' fatica a rientrare nel galoppo, a cambiare il galoppo, e lì se l'è vista per qualche secondo un attimo un po' difficile Juan Carlos, poi però adesso lo conosce bene, poi il cavallo a mezzi, c'ha coraggio, e Juan Carlos è stato fermo, non gli ha messo pressione, se lo aspettava in qualche modo. No, lo sentiva nella girata, aveva già sentito che non gli rientrava nel galoppo, e non ha esagerato a volergli cambiare assolutamente il galoppo, ormai lo conosce e ha aspettato che gli rientrava nel giusto modo per saltare. Intanto è già arrivato il primo errore per Robert Whittaker. È importante l'inserimento di due binomi italiani in questo barrage. Tappa di Coppa del Mondo, rimangono 4 le penalità per il cavaliere inglese nel tempo di 74 e 75. Qualificati per il momento Christophe Barbeau, Svizzera,
Vincenzo Chimirri, Italia, Rutford Latham, Spagna, Juan Carlos Garcia, Italia. Bello puntualmente anche la grafica sottolinea i nomi dei cavalieri che rivedremo in barrage. Probabilmente ha grandi chance anche Jan Tops, che monta VDL Grob Grand Dame, una femmina di 12 anni di origine tedesca, Oldenburg. Jan Tops, una delle grandi firme di questa tappa veronese. Beh, Jan Tops è da tantissimi anni nella prima squadra olandese, ha mancato quest'anno l'appuntamento olimpico, però questa è una cavalla speciale e sta ritornando in forma. Nato nel 1961, ricordiamo nel 92 medaglia d'oro all'Olimpiade di Barcellona con la sua squadra. Stavo guardando, Puricelli, l'albo d'oro dei primi 3 anni della tappa di Coppa del Mondo qui a Verona. Il primo anno la vittoria per Stanley Van Pesch, poi Rodrigo Pessoa, l'anno scorso Lars Nyberg, tutti cavalieri di grande calibro, e auguriamoci che, voglio sbilanciarmi, però un italiano finalmente possa scrivere il proprio nome. E se lo vince vuol dire che è un grande cavaliere. E i nostri due che sono al barrage in questo momento sono due cavalieri forti, che veramente forti. Speriamo che anche i due cavalli oggi hanno abbastanza riserva nelle gambe per mantenere ancora poi un barrage veloce su degli ostacoli grossi. A mente ti ricordi una vittoria di un cavaliere italiano in una tappa di Coppa del Mondo? Intanto abbiamo il netto di Jan Tops, che non delude la classe del cavaliere olandese nel tempo di 78,05, è il quinto qualificato per il barrage. No, nessun cavaliere ha mai vinto una tappa di Coppa del Mondo, nessuno dei nostri, non mi ricordo. Ricordo discreti piazzamenti. Mancinelli vinse una volta a Milano al Palasport con Silvano la qualifica della tappa, però non il Gran Premio, non la tappa. Ricordo piazzamenti di Giorgio Nuti, anche di Jerry Smith. Sì, beh, Jerry secondo, terzo, però la vittoria non è ancora arrivata. Prendi la responsabilità di questa statistica? Io non me la ricordo proprio, se no, se ci fosse stata. Intanto cerchiamo di non Jerry disturbare Smith, quel giovane appassionato che cerca di dormire. Jerry ha vinto per esempio le 2 tappe di Triple Crown, vincendo a Cannes il bonus di 800.000, però una tappa di Coppa del Mondo, altri Gran Premi, ma la tappa proprio di Coppa del Mondo no. Per la Francia Philippe Léonie monta Cirenaica, 5 per ora i binomi qualificati per il barrage. Ultimamente a Helsinki, proprio in prova di Coppa del Mondo, un 4° posto, dunque un binomio affiatato che ha già dimostrato di poter far bene anche nei giorni scorsi. Sì, lui non è un cavaliere professionista, per cui lì ha decisamente sbagliato la distanza. Grande coraggio lo stesso della cavalla che è partita, adesso ha le barriere davanti, meno male, ancora un po' lungo sulla combinazione. Il primo sguardo di Philippe Léonie sulle gambe di Cirenaica per riscontrare eventuali zoppie. Pare che non ci siano danni per la cavalla, che è una noverana. Grande coraggio, supera la gabbia. 75-47 è quello, rimane l'unico errore di un percorso immacolato, davvero una disavventura pesante, e poi esce dal campo di gara con sole 4 penalità Philippe Léonie. Ma ora è la volta di un altro binomio azzurro che abbiamo già visto all'opera all'Olimpiade di Atene, Bruno Chimirri con Landknecht, e intanto il regista Nazareno Balani ci ripropone quel mezzo disastro che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.
4 le penalità per Philippe Leoni. Bruno Chimirri e Langknecht hanno finito l'Olimpiade in crescendo, un inizio un po' titubante, e poi invece il cavallo ha dimostrato ad Atene di avere una condizione ottima fino alla fine. Sì, ho parlato con Bruno dopo la gara di venerdì, il cavallo non è in formissima, non l'ha sentito saltare benissimo, gli ha dato riposo ieri perché appunto punta tutto oggi. Un po' affaticato dalla lunga stagione anche lui. Langknecht è olandese. Però sarà un olandese magari con un po' di genealogia Holstein. Infatti figlio di Landwehr. Errore alla triplice, se non ricordo male è il primo errore del pomeriggio su questo stacco. Non gli sta saltando benissimo con la schiena il cavallo, infatti commette un secondo errore posteriore, fermo ancora per l'ingresso. Bene comunque sulla doppia gabbia. Lì Bruno ha tenuto bene e l'ha portato fuori un po' lui, perché il cavallo non è bellissimo come al solito col posteriore, come per esempio ha saltato adesso il verticale sul fosso. E di nuovo bene su questo ox, sugli altri salti era un po' fermo, però forse un po' stanco, quest'anno ha fatto moltissimo anche lui. Comunque un binomio su cui l'Italia può contare, solitamente affidabile. C'è il terzo errore per Bruno Chimirri, conclude in 78 e 29, non si qualifica. Però vedi, Claudio me l'aveva detto il primo giorno, dice mi spiace ma non lo sento così bene, non sento così in forma, ho fatto un concorso settimana scorsa in Francia e il cavallo non era così in forma. E sentiamo la conferma proprio da lui, linea Roata. Sì, raccontava Puricelli in telecronaca che gliel'hai confidato all'inizio di questi giorni veronesi, che non era al massimo il cavallo. No, non era al massimo, io l'avevo già detto, e sto facendo un esperimento con una nuova imboccatura, quindi sì, volevo provare, torno al vecchio metodo. Prove tecniche di stagione Ventura. Jean-Claude Vangenberg si presenta in campo per il Belgio con Osterrax Andiamo Z, che ultimamente ha ottenuto diversi piazzamenti prestigiosi in Gran Premio, quarto posto a Liegi. Anche Jean-Claude Vangenberg ha esperienza da vendere e potrebbe ambire a un posto al sole in questo Gran Premio di Coppa del Mondo. Barrage per ora 5 qualificati: Christophe Barbeau, Vincenzo Chimirri, Ruth Vollata, Juan Carlos Garcia e Jan Tops. Quindi i nostri cavalieri Puricelli sono in ottima compagnia. Un Gran Premio di Coppa è così, non si può pensare di andare al barrage solo noi, magari con uno venuto per caso, e questo darà più valore al barrage, e non dico altro perché alcuni ascoltatori qualche volta si lamentano perché usiamo dei termini stranieri e di questo chiediamo scusa. In particolare la parola barrage non trova un riscontro in italiano, gli inglesi hanno tentato con il jump off. Gli svizzeri dicono spareggio, che è forse peggio, per cui barrage direi che alla francese è la cosa migliore. Senza nulla togliere alla validità della nostra lingua, intanto senza percorso netto per Jean-Claude Vangenberg, che viene a prendere anche i tuoi applausi, Puricelli, perché si è fermato proprio di fronte alla nostra postazione. Sì, senza uno stivale, perché si era aperto completamente uno stivale ed è sempre una cosa fastidiosa anche questa. Però ha fatto un bel giro, lo voleva, il cavallo non era così tranquillo, si buttava un po' all'interno nelle girate, ha fatto fatica a organizzare questo giro Jean-Claude Vangenberg. Guarda nel finale come ha dovuto mandarlo avanti verso l'ultimo, che il cavallo si tirava un po' indietro. Allora, sono 6 al momento i binomi qualificati, dunque per azzeccare il pronostico tu e Duccio Bartalucci no, beh, io non dovrebbe... ho detto che davo ragione a... dopo, in un secondo tempo. Tu me l'hai chiesto, io te l'ho detto.
Comunque ci sono ancora diversi binomi da vedere all'opera. Il primo, che è già inquadrato dalle telecamere dell'Esterna 1 di Bologna, è quello formato dal francese Michel Ecard, che monta Cannan, cavallo intero olandese di 12 anni, di cui già nei giorni precedenti hai parlato ampiamente. Sì, questo è un cavallo che è stato comprato da Ecard in Belgio, un cavallo stallone approvato, un cavallo fantastico che purtroppo però ha avuto un anno di stop per un incidente e mi sembra di rivederlo al meglio. L'abbiamo visto qualche volta saltare in un modo che è veramente impagabile, con facilità, mezzi, rispetto del salto, tecnica, perché vedi ha una tecnica assolutamente classica, rotondo sul salto, è potente. È sempre difficile comunque rimettere un cavallo in forma al 100% dopo un anno di stop. E abbiamo il settimo netto del pomeriggio, 74-82 il tempo per Cannan, montato alla perfezione da Michel Ecard. Dunque siamo già a 7 e diventa sempre più intricato il barrage che vedremo fra non molto, e anche la Francia dunque fa capolino nell'episodio decisivo grazie a Michel Ecard. Ed ora ancora forza azzurri, entra in campo per l'Italia Andrea Herold con Nanta, una femmina di 9 anni di origine olandese, cavaliere che si è segnalato per il sigillo nel campionato europeo Young Riders, poi una bontà confermata nel Gran Premio proprio in occasione della finale di Coppa del Mondo a Milano. Deve montare come ha montato mercoledì, tranquillo, senza voler strafare, calmo, sicuro della sua cavalla che ha saltato in modo impeccabile. Le linee sono adatte perché non c'è niente di veramente complicato per questa cavalla. Fra l'altro Puricelli, Andrea Herold, uno dei 3 italiani che venerdì non aveva commesso errori nella categoria tempo. Perfetto. Qui adesso deve veramente sostenere un po' la cavalla perché il verticale di tavole è leggero. Hai già sottolineato che Andrea Herold ha tutti gli ingredienti, le componenti per avere di fronte a sé una carriera brillante. Non bisogna però mettere troppa pressione a un ragazzo giovane che affronta le sue prime esperienze internazionali a questi livelli e dimostra già però una è sicuro. Vedi lì, ha ripreso con calma, non ha avuto fretta, si è assicurato questo salto e è ancora tranquillo per l'ultimo salto. Guarda che giro che ha fatto. 75-14, uno dei più veloci, nessun errore. Dunque intanto inquadrato anche un altro cavaliere italiano oggi a riposo, Marcello Carraro. Gli applausi per Andrea Herold che si qualifica per il barrage, il terzo binomio italiano qualificato, Lorenzo Roata. Sì, davvero al volo, una grande prova, Herold. Bene. Non è ancora finita. Ora finita. Però è cominciata bene. Il dispiacere del regista Nazareno Balani, che è specialista nel riproporre errori. Direi che gli atleti azzurri in questo pomeriggio non gli danno troppa opportunità di sbizzarrirsi, perché si sono qualificati Vincenzo Chimirri in sella ad Ascol Rosa, Juan Carlos Garcia con l'inossidabile Albin ed ora Andrea Herold con Nanta. Era difficile prevedere un accesso al barrage azzurro così massiccio. Non abbiamo tanti termini di paragone per poterlo fare, perché quest'anno nessuno dei nostri è montato in Coppa del Mondo, c'è stato solo un concorso internazionale indoor a Bologna
Andrea per esempio ha fatto la finale della Samsung, abbiamo visto che stava andando bene, comunque però se vai a vedere chi sono quelli qualificati sono quelli che sono i più in forma. Puricelli, abbiamo detto che non è un percorso mostruosamente difficile, però non sottovalutiamo le insidie di questo tracciato e in effetti anche i nomi illustri hanno pagato dazio, come per esempio Robert Spillane per l'Irlanda, che ha già un fardello di 12 penalità e non è ancora finita, perché adesso si va verso la parte conclusiva che propone ancora difficoltà. Il percorso è un percorso di tutto il rispetto, per cui su questo non c'è nulla da dire, però per giudicare positivamente a priori, lì dove è andato? Lì è uscito deve uscire. Ma stiamo parlando di un cavallo che fra l'altro è riuscito a vincere ad Aquisgrana. Sì, ha vinto un Gran Premio l'anno scorso, sì, nel 2003 ha vinto il Gran Premio di San Gallo, ha vinto 2 Coppe delle Nazioni della Super League, cavallo che ha avuto anche lui un periodo di riposo per un incidente, però forse indoor non è quel cavallo così pronto, buono come all'aperto, perché vedo che deve mantenere sempre molto ritmo e nelle linee oggi ha fatto veramente fatica. Intanto Robert Spillane si è ritirato, ha fatto saltare il numero 1 al proprio cavallo per non uscire dal campo di gara con l'impressione di quell'errore. Perfetto. È importante non lasciare il proprio cavallo avvilito. Certo, no, il cavallo ha fatto degli sforzi, non si è trovato bene, alla fine fa un salto con calma, non difficile, dove il cavallo esce e poi magari adesso continuerà a lavorare un po' nel campo prova per rifinire il finale, ma anche ora magari con un salto per appunto ridare fiducia al cavallo. Per il Brasile Bernardo Alves monta Canturo, che è un cavallo intero, direi quasi ovviamente un tedesco, un Holsteiner. Germania contro il resto del mondo, possiamo dire, per quanto riguarda i cavalli. Tantissimi cavalli tedeschi sul podio di Atene nelle 3 discipline, dressage completo e salto ostacoli. In dressage sono praticamente imbattibili, in concorso quasi, in completo forse è la novità. Tra qualche anno secondo me comunque i cavalli svedesi faranno anche loro il salto di qualità, perché gli svedesi hanno già qualche linea genealogica importante, la stanno seguendo, importano, curano molto questi particolari e soprattutto hanno anche loro un territorio molto adatto per l'allevamento. Cavaliere brasiliano Bernardo Alves, che però agisce prevalentemente nel vecchio continente. E in Belgio, nelle scuderie di Pessoa, come altri suoi colleghi. In Brasile c'è molto poco, non potrebbe mantenere una forma e un livello internazionale o di Coppa del Mondo rimanendo in Sud America. Sono già 8 le penalità per il cavaliere brasiliano e a proposito manca certamente un brasiliano del calibro di Rodrigo Pessoa, 3 volte vincitore della finale di Coppa del Mondo, già campione del mondo, titolo conquistato proprio a Roma. 8 le penalità per Bernardo Alves, il tempo di 78 e 69. Puricelli, sei amico di Rodrigo, che periodo sta vivendo? No, buono, in forma Rodrigo, lui si programma, starà programmando la sua stagione della Coppa del Mondo. Comunque onestamente parlando, con tutta l'amicizia per Rodrigo, oggi nel barrage non mi manca, cioè lo lascio volentieri lì. No, diciamo che manca allo spettacolo. Certo, sì. Rodrigo è un testimonial ideale di questa disciplina. Tu stai alludendo alla possibilità dei nostri di fare ancora miglior figura di quanto stanno facendo. Certamente Rodrigo sarebbe un avversario durissimo per i nostri Chimirri, Garcia ed Herold. Ora Roberto Cristofoletti monta Lohengrin di Villa Emilia. Roberto Cristofoletti, cavaliere in netta ascesa, un binomio tutto italiano. Sì, molto bene venerdì,
Ieri il cavallo l'ha lasciato un po' tranquillo e oggi c'è il Gran Premio. L'anno scorso è stato l'anno migliore per lui, vittoria in Gran Premio Xio e in Coppa Xio, per cui il vincitore della Coppa degli Assi a Palermo. E quest'anno ecco, ha vinto la Coppa degli Assi. E anche in questo caso un cavallo italiano, l'abbiamo detto. L'abbiamo detto, binomio interamente italiano. Ormai sto attento a non sbagliare perché mi bacchetti sempre, ma non cerchiamo distrazioni, perché questo momento delicato del percorso esce bene dalla doppia gabbia Cristofoletti. Questo è un altro binomio su cui la nostra federazione può contare, no? Sicuramente sono cresciuti insieme, lì è rimasto leggermente lontano. È un cavallo che deve sempre tenere sotto pressione perché si distrae facilmente. Bene sulla seconda combinazione, superato anche l'Oxford conclusivo, e poi ancora una scalciata per l'esuberante Lohengrin di Villa Emilia, che si è comportato comunque benissimo, soltanto un errore, 4 penalità, ed ora la linea a Lorenzo Roata. Sì, noi andiamo letteralmente incontro a Cristoforetti, non una brutta prova. Va bene, devo mettere un tempo in più a assicurarmi un po' quel salto lì. Sono andato troppo diretto. Avete sentito la spiegazione allora di Cristoforetti, mentre ancora una volta si ripete la scena con Duccio Bartalucci che va a confrontarsi col suo cavaliere. Un Duccio Bartalucci, commissario tecnico per l'Italia nel settore del salto ostacoli, che può dirsi soddisfatto comunque vadano le cose di questo pomeriggio veronese, ma attenzione perché è in campo un binomio molto quotato per la Svezia. Rolf Goran Bengtsson monta McKinley, vecchia conoscenza per gli appassionati italiani. Rolf Goran Bengtsson, classe, mestiere, esperienza e direi Puricelli anche stile. Ma lui è un cavaliere completo e poi anche per lui un momento di grande forma, ha vinto una delle prime 2 tappe. Cavaliere che quest'anno ha vinto 5 Gran Premi con questo cavallo, tra cui siglato la tappa di Helsinki. Esatto, e poi ha vinto il Gran Premio di Cannes, un Gran Premio molto dotato e anche molto difficile. A proposito di grandi premi, va considerata anche la concomitanza con il concorso di Vienna e quello di Hannover. Esatto, Hannover è del Riders Tour, per cui tutti i cavalieri che fanno parte di un team come Ericsson, VDL, Paul Schockemöhle, così sono quasi obbligati ad andare, e poi perché c'è la classifica individuale con un bonus da 250.000 euro al vincitore, e poi invece c'è il concorso show di Vienna, dove molti altri cavalieri per qualche altra ragione o per invito o per piacere di andare a questo concorso ragioni più romantiche, sì, ma più divertenti anche. Intanto lui va all'ultimo salto. Non poteva mancare Rolf Goran Bengtsson all'appello con un impeccabile McKinley, percorso netto, e dunque tutte le previsioni sono saltate, anche quella più ottimistica di Olaf Pedersen. Siamo già a 9, dunque 9 binomi qualificati per il barrage, che sarà davvero incandescente, ci vengono segnalati dalla grafica. Li ripetiamo ancora: Christophe Barbeau, Vincenzo Chimirri, Rutherford Latham, Juan Carlos Garcia, Jan Tops, quindi ancora Jean-Claude Vangenberg, Michel Icard, Andrea Herold, Rolf Goran Bengtsson. Per la Germania un altro cavaliere che cercherà in tutti i modi di entrare in barrage, ne ha le possibilità. Si tratta di Tony Hassman, che monta Lolita molto bene venerdì nella categoria tempo. È partito all'inizio della gara, ha fatto netto veloce, è rimasto in testa per tanto tempo e poi niente, è in forma anche lui. Tra l'altro questo è un ragazzo che nel 2001-2002 ha iniziato sempre la Coppa del Mondo vincendo 1-2 tappe, già giovane ma tanta esperienza. Qui ha pasticciato un po' invece sulla prima linea. Nella finale di Coppa del Mondo a Milano, 25esimo posto per Tony Hassman. Germania superpotenza in campo equestre, e anche oggi
cercherà di lasciare la firma come seppe fare lo scorso anno Lars Nyberg, che molto affezionato al concorso di Verona, non è mai mancato, quest'anno è assente. Sempre per la ragione, al concorso in casa ad Hannover, sono concorsi molto ricchi e allettanti per questi cavalieri che hanno tra l'altro molti cavalli come Lars Nyberg, molti cavalli da Gran Premio. E qui un po' di fortuna per Tony Asman, si è appiattita la cavalla nell'uscita, la barriera rimbalzata sui cucchiai ma non è caduta. Comunque Lars Nyberg è uno dei cavalieri più forti del circuito, soprattutto perché ha veramente 5 cavalli da Gran Premio. Può quasi scegliere fra cavalli che possono saltare indoor e outdoor. E la possibilità di ricambio, un'arma in più. Tony Asman, impeccabile. 74,10 il tempo, 74,10 è... No, non è il più veloce è stato Jean-Claude Vangenberg con Ostarax Andiamo 74,07, però siamo su livelli di eccellenza, dunque sono già 10 i qualificati. Dopo un paio di percorsi ti avevo detto, Emilio, che il diavolo forse è sempre meno peggio di quanto lo si dipinge. È un percorso che a vederlo durante la ricognizione sembrava molto più ostico e invece sono già 10 i qualificati, per cui va detto anche che i cavalieri che sono entrati in campo dopo hanno potuto rubare con gli occhi qualche suggerimento prezioso per non commettere errori. Ma quello che ha detto Ludo Philipp-Arz rispecchia pienamente quello che stiamo vedendo, un percorso tecnico, materiale leggero ma non grossissimo, e poi il livello di questi Gran Premi si è alzato moltissimo, per cui l'ultimo giorno danno tutti il massimo. Un'altra Amazzone per la Germania, Pia Luisa Aufrecht monta a Brisca, anche per lei l'ultimo periodo ricco di soddisfazioni. Proprio nella scorsa stagione si è segnalata l'attenzione internazionale. E qui non monta il suo miglior cavallo, Igmar, che è veramente un cavallo speciale. L'anno scorso qui ha fatto innamorare tutta Verona. A Brisca è altrettanto una cavalla molto buona. Qui è mancata un po' la gamba dell'Amazzone tedesca, che poteva aiutare, supportare un po' di più per la seconda barriera a Brisca. Non è neanche così veloce per lei, che fa cerca la qualifica per la finale, diciamo, ha già fatto le prime 2 tappe. Finalmente deve cercare di prendere più punti possibili, ma ci sono già 10 netti, e però ha finito abbastanza velocemente. Senz'altro la più veloce con il suo 73,24, ma c'è quell'errore che abbiamo visto e che pesa. Bene, dunque dopo Pia Luisa Aufrecht avremo ancora 4 binomi e poi sarà concluso il percorso base, dopodiché un intervallo di circa 10 minuti e quindi gusteremo il barrage. Per l'Olanda Wim Schröder monta Eurocommerce Montreal, e Wim Schröder, l'olandese, è il vincitore del piccolo Gran Premio di ieri, segnalato fra i favoriti. Al comando della Coppa del Mondo dopo le prime 2 tappe, ne ha già vinta una, la prima di Oslo, e quindi potrebbe con un buon risultato qui a Verona già mettere un piede nella finale di Las Vegas. Beh, con un primo posto, ma anche nei primi 3 prendere 15 punti, va a 40 punti, direi che con 40 punti si è quasi qualificati ormai. Sì, è ancora un po' presto. Però perché... vedi gli altri anni a 40 punti la qualifica è quasi certa. Wim Schröder, abbiamo già ricordato nei collegamenti dei giorni precedenti che appartiene a una famiglia che segue l'equitazione a tutto tondo. Sono 3 i fratelli. Sì, gemello Ben e poi il fratello Gerco.
bene sulla doppia gabbia. Montreal è un castrone di 11 anni, indovina un po' dove è nato? Lì vicino all'Olanda, il paese della Germania. Esattamente, è un Holsteiner. Tra l'altro la Germania ha più allevamenti, ma l'Holsteiner è sicuramente il più importante, il numero 1. Che dire, 75-98 in assoluto surplus. Wim Schröder è l'11° qualificato per il barrage. E che dire, come dice qualcuno, ha ridicolizzato lo chef de piste, nel senso che lo chef de piste mette un percorso difficile, ma lui gli fa vedere che è tutto facile. Sembra facile, ma non lo è. Adesso toccherà un altro tedesco, Alois Pollmann, che monta Candy, Holsteiner di 12 anni, una femmina. E anche lui è stato bene venerdì, è un cavaliere in forma, non è super conosciuto perché non ha molto spazio in Germania, specialmente in Coppa del Mondo, ma è un cavaliere forte, un cavaliere che ha montato per le scuderie di Schockemöhle, poi ha avuto 2 o 3 sponsor in passato e con questa cavalla ha già vinto in Germania, un cavaliere forte. Esattamente, ha vinto in Gran Premio a Brema. Quest'anno ha vinto il German Classic a Brema, allora. Questo è un risultato di assoluto prestigio perché è una gara grossissima in un campo piccolo. Sono tanti cavalieri tedeschi affezionati al nostro paese che mancano in questa circostanza veronese, uno su tutti, Otto Becker. Beh, vengono tutti volentieri da noi, si sta bene, e poi sono bei concorsi, abbiamo qualche concorso che non ha niente da invidiare ai più importanti, più belli. Il circuito mondiale, quest'anno abbiamo avuto una prima volta la tappa del Riders Tour ad Arezzo che è stata perfetta, uno spettacolo. La Bagnaia è uno dei concorsi più belli in assoluto, San Patrignano c'è la coda per andare non solo all'internazionale ma ai nazionali. A proposito, Puricelli, intanto segnaliamo le prime 4 penalità per Alois Pollmann. San Patrignano, la comunità di San Patrignano ospiterà i campionati europei. Tu hai montato per quella scuderia, con quale entusiasmo secondo te si preparano tutti gli organizzatori per raccogliere un evento del genere? Ma come al solito con grande entusiasmo, per loro sarà uno sforzo comunque grande sforzo, come dice Giacomo Muccioli, perché dovranno veramente impegnarsi per tanto tempo. Il loro lavoro principale, la loro cosa più importante sono i ragazzi, e per quel periodo, siccome non sarà il solito concorso di 3 giorni, ci sarà da organizzare cose nuove per tanto tempo. Lo sforzo di tutti i ragazzi io spero che verrà premiato in qualche modo, perché sono veramente bravi, efficienti e ce la mettono tutta. Un altro figlio d'arte in campo, Steve Gerda per la Svizzera, figlio di Philippe Gerda, e questo ragazzo giovane possiamo dire che ha già superato in poche battute la carriera del padre. Sì, ne abbiamo parlato di questo, Claudio. Il padre ha fatto una lunga carriera con degli ottimi risultati, poi in un periodo dove c'erano cavalieri svizzeri molto forti, però lui in poco tempo, non quanto in quantità di risultati ma in capacità, ha fatto vedere di avere dei numeri, ha avuto quasi una medaglia in mano al primo tentativo, un campionato europeo a Donaueschingen, con un cavallo che montava da 1 mese e mezzo, per cui insomma sono delle performance come pochi sanno fare, come ha fatto per esempio il nostro Gianni Govoni ai mondiali con Avinia. Ha preso una cala al mese di marzo, è arrivato quinto a un mondiale, sono cose che possono fare solo i fuoriclasse. Devo dire che mi avevi segnalato le qualità di questo ragazzo già in epoca non sospetta, quando i risultati non erano ancora così eclatanti. Hai avuto ragione, hai intravisto del talento. Beh, poi sono le voci che girano e poi si vede la capacità, lo stile, la monta.
una certa finezza, perché monta con una certa finezza e con una grinta non indifferente. E ancora una volta non ti sei sbagliato, Puricelli, 12° netto del pomeriggio. Steve Gerda per la Svizzera con Isolas Orchidei 12, dunque molto più ampia la partecipazione al barrage di quanto previsto dai tecnici. Evidentemente i cavalli si sono comportati meglio del previsto, i cavalieri hanno montato bene e forse il percorso non era poi così proibitivo. Vediamo come si comporterà Albert Zoer con Lowina. Albert Zoer che ha vinto la categoria a tempo del venerdì e dunque entra in campo per ultimo. Albert Zoer vincitore in Olanda a Zuideren del Gran Premio proprio con Lowina. Sì, lui è un ragazzo forte, fratello di Jenny Zoer, la sorella che qualche anno fa aveva partecipato a campionati, montava molto bene. Adesso lei ha lasciato un po' l'attività ad alto livello. Lui sicuramente non avrà uno stile impeccabile, però è un ragazzo forte, anche qualche volta un po' duro, ma monta anche dei cavalli difficili. Comunque Lowina è una cala con grandi qualità, piace a tutti gli intenditori. Qui purtroppo c'è un errore. E dunque dopo il buon inizio del venerdì, una domenica da archiviare, possiamo dirlo, per Albert Zoer, che coltivava la speranza di porsi in questo Gran Premio vista la forma di Lowina, che però è andata incontro a una giornata non proprio positiva, anche se ha ricominciato a saltare bene a partire da questa combinazione. Sì, c'è da dire che qualche cavallo, quando il primo giorno attacchi la gara, vai, vinci, fai bella figura, tutto bene, però poi questa galoppata del primo giorno magari ti rimane un po' nella testa più che altro, che non nella fatica nelle gambe del cavallo, e il giorno del Gran Premio ce l'hai o un po' lungo o un po' disattento. È partito un po' facile, invece ha raccolto un paio di errori. Sono 8 le penalità per Albert Zoer nel tempo di 74,18 e dunque avremo una dozzina precisa di binomi al barrage che seguiremo fra una decina di minuti. Io vorrei coinvolgere in questo momento Olaf Pedersen, il direttore di campo, che è qui con noi. Il tempo per farlo accomodare e dargli la cuffia. So che deve provvedere al percorso del barrage. Thank you, Mr. Pedersen. So the previous number, your previous number of clear rounds were 8. We have 12 is the right number. Gli ho detto la sua previsione era di 8, invece sono 12, è il numero giusto per il barrage, per il jump off. Well, I think it was a very, very good performance of the riders. I expected about 8 or 9, and so now we have 12, which is good, which shows how good quality the horses and the riders have today. Dice che certamente non è sorpreso dalla qualità dei cavalli e dei cavalieri. Lui aveva previsto 8 o 9 all'episodio conclusivo, però si complimenta perché il livello è davvero buono. E adesso vorrei chiedergli qualcosa sull'organizzazione del concorso veronese. What about the organization of Verona? Well, I have been here now since many years, and this is one of my favorite shows. Sì, ci ricorda il regista che siamo in favore di camera. So Verona is one of my favorite shows, and especially this year I must make a compliment because we have a new footing, a new ground, and that is the best footing I've seen in this year. Really? Yes, it is fantastic, and yeah, I will propose to many other shows to use this footing. It is fantastic. It is light, it has grip, the horses don't slip. I think it's perfect.
Sta dicendo che viene qui a Verona da diversi anni e ha visto un miglioramento continuo. Deve fare i complimenti perché l'organizzazione è ottima, è uno dei suoi concorsi preferiti e ha elogiato in particolare il terreno di gara che è elastico, è morbido, non mette in difficoltà i cavalli, e ha suggerito ad alcuni organizzatori di altri concorsi di utilizzare lo stesso tipo di materiale per il fondo di gara. Un'ultima domanda, last question for Mr. Pedersen. Which the difficulties in the jump off? You know, the jump off, you need a horse with jumping ability, you need a horse that has a fast gallop and that can turn. And I think here I question everything. Left turn, right turn, long lines to gallop, and I think we will see a very exciting jump off. Allora, ha concluso dicendo sarà un barrage veramente eccitante. Naturalmente ho giocato sulle distanze prevedendo piegate a mano sinistra, a mano destra, anche addirittura dove è possibile galoppare, e ai cavalli sono richiesti doti di potenza ma soprattutto di agilità e di rapidità. One name, il suo favorito, your favorite, Mr. Pedersen? We have 12. Try it. Steve Gerda. Steve Gerda, lo svizzero, è il favorito del direttore di campo. Thank you, good job for the jump off. Thank you to be here. Grazie a Olaf Pedersen che adesso con i suoi aiutanti di campo andrà ad allestire il percorso per il barrage che seguiremo fra poco e al quale si sono qualificati 12 binomi. Un passaggio di testimone, o meglio di cuffia, fra il direttore di campo e il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Cesare Croce. Abbiamo pronta la grafica del barrage, però aspetterei un attimo, prima due chiacchiere con il presidente federale. È già partita. Allora, insieme al presidente guardiamo il grafico che prevede 8 ostacoli per 9 salti, la lunghezza del tracciato è di 340 metri, il tempo accordato dovrebbe essere di 59 secondi, in precedenza c'è stata una correzione, i secondi sono stati portati a 79, dunque sono 8 gli ostacoli ma 9 salti perché è rimasta una combinazione, una gabbia e dunque sarà questo probabilmente uno dei momenti decisivi dell'intero percorso, che comincia con la triplice numero 6, poi prosegue con un largo a barriere pari 1,50 m per 1,50 m, poi ancora il numero 8, un verticale di 1,50 m. Il secondo e il terzo elemento di quella che originariamente era una doppia gabbia, un verticale e un largo, poi il verticale numero 10 rimane, si va all'11, un altro largo 1,50 per 1,60 m, poi la chiusura con il numero 12 e poi il 13, il largo che abbiamo visto in fase conclusiva anche del primo percorso. Intanto le immagini proposte dal regista Nazareno Balani si riferiscono al percorso di Steve Gerda e Orchidee per la Svizzera, sono i favoriti di Olaf Pedersen. Presidente Croce, abbiamo 3 binomi azzurri in questo barrage estremamente qualitativo che si preannuncia incandescente, possiamo dire al di là di ogni più rosea aspettativa, un risultato confortante. Io credo che alcuni dei nostri cavalieri si stanno confermando a buon livello, l'inserimento nella rosa dei nostri migliori binomi di Garcia Albin è stato anche un motivo forse di condizionamento positivo, un cavaliere estremamente efficace ma soprattutto di stile perfetto, credo che abbia fatto uno dei percorsi migliori, affiancato a un giovanissimo come Andrea, campione Andrea, campione europeo in carica Young Rider, che ha dimostrato come già in altre occasioni una freddezza e capacità tecniche
notevoli. Credo che siano il presente e il futuro di una squadra nazionale che potrebbe sicuramente nei prossimi anni darci delle buone soddisfazioni. Ecco Presidente, Andrea Herold è un po' il tuo pupillo anche per la giovane età, ti ha già regalato una grande soddisfazione ai campionati europei Young Riders. Juan Carlos Garcia e Alvin sono ormai una certezza. Probabilmente il binomio che ti ha stupito in positivo è quello formato da Ascol Rosa e da Vincenzo Chimirri. Sì, sicuramente per me è una grande soddisfazione che per esempio Andrea abbia questi risultati, perché molti non sanno, ma ha cominciato a montare nella mia scuderia, la prima medaglia l'ha vinta a 13 anni ai campionati italiani pony, e quindi per me che sia arrivato a questi livelli con istruttori sempre migliori è una grande soddisfazione. La soddisfazione di vedere di nuovo competitiva Rosa è altrettanto importante, perché è una cavalla italiana, una cavalla sul quale abbiamo posto molte aspettative. Aveva avuto un periodo di piccola difficoltà, probabilmente legato a qualche problematica fisica. Oggi ha saltato molto bene. Vincenzo Chimirri come il cugino è sicuramente una grande realtà del nostro sport, l'hanno dimostrato alle Olimpiadi, ancorché con cavalli forse non a livello forse degli altri cavalieri migliori. Credo che sia una bella soddisfazione per lui, ma anche per tutti gli sportivi italiani e per il nostro allevamento. Una stagione quella che si presenta a dir poco intensa. A tuo giudizio Presidente, ci sono i binomi necessari per affrontare impegni? Intanto rivediamo proprio Vincenzo Chimirri con Rosa, per affrontare eventi importantissimi e cercare la promozione nella Samsung Super League. Ricordiamo che è avvenuta la retrocessione in Nation Cup, però la intenzione è quella di risalire immediatamente. Sì, il valore effettivo della nostra nazionale credo che l'abbiamo dimostrato alla finale, che pur essendo retrocessi in finale siamo arrivati quinti, per cui vuol dire che siamo a metà classifica nella Samsung, saremmo a metà classifica nei valori assoluti della Samsung. È stata un'annata difficile, le Olimpiadi, molti incidenti di carattere di salute ai cavalli che non ci hanno concesso di rimanere nella massima divisione. Il 2005 si annuncia con una stagione particolarmente difficile. Il nostro obiettivo, devo dire però, che sono i campionati europei. Il campionato europeo a San Patrignano, dove vorremmo avere finalmente una delle soddisfazioni importanti che ci manca da tanto tempo e che abbiamo mancato di pochissimo, come vi ricordate, a Jerez de la Frontera con Gianni Govoni fuori dai quinto per un quarto di penalità, che sono convinto che se fosse entrato nella finale a 4 ci avrebbe dato una bellissima soddisfazione. Mi sarebbe piaciuto vedere Gianni Govoni montare cavalli come Sira, Fine Sira. Sicuramente avremmo avuto una bella soddisfazione, perché secondo me tra i 4 cavalieri in campo era forse quello più eclettico e che avrebbe fatto vedere la sua classe. Per cui dicevo, il nostro obiettivo è sicuramente il campionato europeo che torna dopo oltre 40 anni in Italia, 63 Roma, Graziano Mancinelli. Speriamo che la cabala ci dia ragione, che il 2005, anno dispari, a 40 anni ci dia un'altra grande soddisfazione. In attesa del barrage vogliamo anche spendere qualche parola per il nostro a volte bistrattato allevamento. Abbiamo visto comportarsi bene Lohengrin di Villa Emilia e anche Rosa. Sì, sicuramente, per cui per completare il discorso di prima dicevo, non ce ne faremo un cruccio, perché quella della Superlega faremo una stagione di transizione, una stagione che, se ci darà la possibilità di andremo sicuramente a cercare la qualificazione per la Superlega, però non vorrei l'obiettivo primario rimane i campionati europei. Per quanto riguarda l'allevamento, confermo soprattutto Lohengrin nel campo dei cavalli e l'altro mio pupillo, cavallo che ha comprato la federazione qualche anno fa, a 4 anni. È stato un grande investimento, soprattutto d'immagine, perché affidato a 6 anni a Cristofoletti, ha fatto tutta la carriera con questo ragazzo che piano piano è cresciuto, è diventato un cavaliere competitivo, ha vinto molti gran premi, molte Coppe delle Nazioni,
cavallo nato in Italia, di grande statura, grande qualità, figlio di Silvano, quindi un cavallo che ci ricorda anche questo, un grande campione come Graziano Mancinelli. Ci ricorda una Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena che prima o poi dovremo tornare a vincere. 85. Fra l'altro in quella squadra c'era il nostro opinionista attuale Emilio Puricelli. Sì, sicuramente. Per cui credo che l'allevamento ha questi due, diciamo, casualmente grigi, femmina e stallone. Spero che sia di buon auspicio e soprattutto che si possa ottenere con cavalli come l'Illinois, l'abbiamo visto in campo oggi con Chiaudani, altri soggetti competitivi che ci aiutino chiaramente a risolvere questa crisi, che a mio avviso ormai è solo una crisi di cavalli, perché per quanto mi riguarda sarò presuntuoso, ma ritengo che abbiamo tra i migliori cavalieri nel mondo. Grazie al presidente Cesare Croce. La musica accompagna l'ingresso in campo del primo binomio impegnato in barrage. Christophe Barbeau per la Svizzera monta Chatwin. Il regista Balani intanto ci ha riproposto anche il percorso di Juan Carlos Garcia e Albin. Ripetiamo allora i nomi dei cavalieri, sono 12 che sfideranno per la vittoria in questo Gran Premio di Coppa del Mondo. Christophe Barbeau, Svizzera; Vincenzo Chimirri, Italia; Rutger Latham, Spagna; Juan Carlos Garcia, Italia; Jan Tops, Olanda; Jean-Claude Vankenberg, Belgio; Michel Ecart, Francia; Andrea Herold, Italia; Rolf Goran Bengtsson, Svezia; Tony Assman, Germania; Wim Schröder, Olanda; Steve Gerda, Svizzera. Proprio Steve Gerda è il favorito del direttore di campo Olaf Pedersen. Allora Puricelli, tifo ovviamente per gli italiani, ma attenzione a chi? Attenzione a Bengtsson e Schröder. Sei stato lapidario. Sì, purtroppo sono i due più forti e i più in forma. Purtroppo per noi? Purtroppo per noi sì, perché io faccio il tifo per i nostri. Gli altri sono bravissimi, anche se il cavallo di Bengtsson della signora Lucchini non me ne vorrà, ma questa volta i nostri colori sono per noi, almeno per lei no, ma per noi sì. Ricordo che in caso di parità, di penalità fra due o più binomi, classificherà il tempo impiegato proprio nel barrage. Christophe Barbeau ha l'onere e l'onore di cominciare e dunque non ha punti di riferimento. Abbiamo visto che ha iniziato veramente strombattuto, come si dice, e in effetti quell'errore è stato figlio della voglia di fare presto. 4 penalità nel tempo di 37,84. Vi ricordo ancora che il tempo accordato è di 59 secondi e questo vi dà l'idea di quanto Christophe Barbeau abbia pigiato sull'acceleratore. E adesso tocca al primo dei 3 binomi italiani, Vincenzo Chimirri, Ascol Rosa, binomio tutto italiano. Cosa deve fare Puricelli, Vincenzo Chimirri per inserirsi nelle zone alte della classifica? Badare alla perfezione sugli ostacoli, sui salti, oppure tirare la gara fin dall'inizio? Ok, una premessa che Rosa non è proprio una velocista, però oggi Vincenzo deve provare a buttare dentro tutto quello che ha e andare e girare, fare meno strada possibile. Qua i tempi di galoppo sono praticamente quasi obbligati, dal verticale andare alla gabbia, idem per l'ultima linea, per cui deve stringere e buttare tutto quello che ha. Sembra un'osservazione ovvia, Puricelli, fare meno strada possibile, però in effetti non lo è, perché ci sono dei momenti, dei segmenti del percorso dove si può guadagnare qualcosa. Andiamo a individuare. Questa è una parte dopo la combinazione, girando dentro prima del pilastro per il 10, e l'altra è girando indietro dopo il 7 per il verticale di tavolino 8. Arriva il primo errore per Vincenzo Chimirri, poi replicato, dunque sono 8 le penalità e il tempo era anche molto alto, 42,75. Però a mio modesto giudizio Christophe Barbeau aveva messo a segno un tempo eccezionale. Ha fatto un bellissimo giro. Linea Roata. Sì, eccoci con Vincenzo Chimirri. Peccato, serviva a combinare precisione e velocità, non è andata. No, non è andata. No.
Speravamo meglio, alla fine è un po' scoppiata la cavalla forse. Fatica della cavalla in conclusione di prova. Per la Spagna, Routford Latham monta Galoubet Mondin. Vorrei chiedere a Puricelli qual è il cavallo che ha più doti di agilità, di velocità, di brillantezza e che quindi può far valere queste doti in un barrage. Ma penso che è un bel barrage per Albin, perché può continuare, girare, non ci sono distanze troppo corte, per cui Carlos oggi potrebbe fare la magia. Poi Grand Dame è una cavallina che potrebbe fare qualsiasi cosa, ma Jan Tops non è proprio lui veramente un velocista. Lui è sempre piazzato, ma non vince moltissimo. E poi McKinley e Eurocommerce Montreal, anche se da vedere così morfologicamente non sono dei puro sanguini così, però sono cavalli pilotati che adesso poi hanno una forma strepitosa. Sempre piuttosto ardente Galoubet Mondin, dà il suo da fare a Routford Latham, che comunque in questo episodio conclusivo la lascia sfogare, e avete visto quanto ha rischiato sull'ostacolo numero 10, il verticale di barriere su fosso, un errore un po' annunciato, no? Beh, una cavalla calda, difficile, una girata corta, la distanza è venuta vicina e l'anteriore ha commesso l'errore. 8 le penalità nel tempo di 39,80 e per il momento non abbiamo ancora alcun doppio netto nel pomeriggio. 4 le penalità per lo svizzero Christophe Barbeau, 8 per Vincenzo Chimirri, altrettante per Routford Latham, che rivediamo proprio all'errore su questo largo in bianco, nero e arancio. E adesso toccherà a Juan Carlos Garcia e Albin, che ancora non sono sul campo di gara. Con le nostre telecamere andiamo proprio a frugare nella zona d'ingresso in campo, il boato, autentico boato per Juan Carlos Garcia, che ormai ha messo gli speroni per il barrage. Normalmente lo monta senza gli speroni per il barrage, c'ha da galoppare, è un cavallo che ha un'azione grande, ampia, e poi le 2 girate le può fare, ormai Carlos è super sicuro. Vuole farsi sentire Juan Carlos Garcia, stavo dicendo, ormai avvezzo a palcoscenici di questo tipo, non può andare incontro a emozioni, un cavaliere di grande esperienza che cerca di regalare ai nostri appassionati un successo in tappa di Coppa del Mondo, sarebbe veramente importante per tutto l'ambiente. Buona la girata, l'errore. Peccato perché lì aveva fatto tutto molto bene, però la tavolina è talmente leggera, salendo il cavallo ha toccato la tavola. D'altronde è impensabile però intanto non vincere una gara di questo tipo senza prendere dei rischi. 7 tempi, perfetto l'esecuzione di Carlos. 39,86, 4 le penalità nel tempo di 39,86. L'impressione è che i cavalieri che otterranno il doppio netto dovranno giocarsela proprio nell'ordine dei decimi, se non dei centesimi di secondo. Linea Roata. Sei andato come un fulmine, ma non è bastato. No, quella girata mi è venuta un po' sulla destra e non sono riuscito, sono arrivato un po' vicino. Beh, bilancio positivo di questi giorni veronesi, Juan Carlo. Sì, è andato molto bene, soprattutto questo cavallo. A voi. Per l'Olanda, Jan Tops, VDL Group Grand Dame, femmina Oldenburg di 12 anni. Eccoli inquadrati. Vediamo se Jan Tops ci regalerà il primo doppio netto di questo pomeriggio. Per ora 4 per Christophe Barbeau, 8 per Vincenzo Chimirri, 8 per Routford Latham, 4 per Juan Carlos Garcia. Ora Jan Tops. A tuo giudizio, Puricelli, visti i primi 4 percorsi, i cavalieri di qui in avanti possono optare per una tattica più prudente, magari badando più a non commettere errori che non alla velocità. Tanto 4 le penalità per Jan Tops. Ma guarda, il fatto che non ci siano netti, penso che chi vuole vincere gli rimane lo
stesso problema, anche perché sia Bengtson che Schröder sono davanti in quei punti, per cui arrivare primo con doppio netto, terzo, quarto con quattro metà non gli cambierà molto, loro vanno sicuri. Logico che l'ultimo a entrare in campo, se non c'è nessun percorso netto, è avvantaggiato, gli ultimi due, ecco. Andrà a passo di caccia. Jan Tops, 8 penalità nel tempo di 40 e 48, evidentemente una strategia più pacata, più calma quella del cavaliere olandese, ed ora tocca al belga Jean-Claude Vangenberg che monta Ostarax Andiamo Z. Vi ricordo, tracciato di 340 metri, tempo accordato 59 secondi, 8 ostacoli per 9 salti, rimane una combinazione, una gabbia. Si comincia con la triplice in bianco e rosso. Pare subito sul sentiero di guerra Jean-Claude Vangenberg. Sì, è il cavallo che perde del tempo per aria perché si va veramente in alto. È stato profetico. Salta i palazzi questo cavallo, probabilmente non il più adatto per una prova che richiede anche velocità, però estremamente efficace. Quindi Jean-Claude Vangenberg pungola il suo saltatore per ottenere il primo doppio netto del pomeriggio. Dunque la candidatura di Jean-Claude Vangenberg su questo Gran Premio di Coppa del Mondo, percorso netto in 39 secondi e 16, è anche abbastanza veloce, dunque chi vorrà aggiudicarsi questo Gran Premio non dovrà commettere errori sul percorso e dovrà essere più veloce rispetto al 39 e 16 ottenuto da Jean-Claude Vangenberg. Il regista Nazareno Balani ci ripropone le acrobazie di Ostarax Andiamo Z. Inquadrato intanto uno dei nostri cavalieri, Natale Chiaudani, che si gusta il barrage, e adesso tocca al francese Michel Ecart con Cannan. A questo punto le strategie, se non si vuole badare unicamente